lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, allo Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, allo Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, allo Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore dolce di Gesù, fonte di amore e di misericordia, oggi veniamo a tue benedizioni a implorare, o toccare il nostro cuore così freddo e così ingrato, e farli, Signore, tu proprio per sempre. Cuore dolce Gesù, facci conoscere e amare te, apri a noi i tesori della tua grazia, che così i nostri cuori, dalle cose della terra alzate, puoi lungo solo per contemplare il tuo volto. Cuore dolce di Gesù, rendici puri e gentili, e ci insegnano come fare la tua volontà beata, per seguire e chiudere la stampa dei tuoi cari passi, e quando cadiamo, dolce cuore o ci amano ancora. Cuore dolce di Gesù, noi imploriamo, ci fanno amare te sempre di più. Adesso ci concentriamo nella preghiera. Signore Gesù, guarigione fisica o spirituale. Dobbiamo chiedere con tutto il cuore che Gesù è veramente presente nella Santa Eucaristia e qui davanti a noi. C'è Gesù presente veramente. Dobbiamo chiedere a Gesù, Gesù, so che puoi guarirlo, che puoi liberarlo. Gesù, questa sera io devo tornare a casa nuovo, guarito e liberato, so che puoi farlo, sei il solo che può farlo. Gesù è l'unico che può guarire e liberare da qualsiasi malattia, qualsiasi spirito del male. Chiediamoglielo con tutto il cuore. Questo è il momento iniziale della nostra preghiera e dobbiamo disporci interiormente per pregare bene. Occorre concentrarsi bene, allontanare veramente le preoccupazioni, i pensieri che distraggono, la confusione che il demonio ci fa venire durante questa preghiera. È uno sforzo sereno ed interiore per trovare la concentrazione. Rilassiamoci per pregare bene. Occorre cercare di lasciare la mente libera dalle cose inutili e mettiamo nel cuore di Gesù e della Madre Celeste tutte le nostre preoccupazioni, le richieste di aiuto, di guarigione, di liberazione da ogni negatività e da ogni spirito del male. E le grazie che si chiedono per noi e per quanti si raccomandano alle nostre preghiere. Chi si concentra bene entra così nella preghiera, perché non è sufficiente partecipare fisicamente all'adorazione. Occorre disporre il cuore ad amare Gesù e Maria, a perdonare gli altri, ad amare tutti, anche quelli che ci hanno fatto del male. In questo modo si entra nella preghiera e l'incontro assume una rilevanza davvero straordinaria. Si ottengono grazie e aiuti speciali. In questo silenzio introduttivo è per rientrare in sé. Deve avvenire il passaggio dalle preoccupazioni umane all'abbandono alla Madonna, alla richiesta piena di fiducia, di aiuti e grazie. Dove c'è questa disposizione e si prega con amore, la Madonna concede sempre tante grazie. Di sicuro in ogni adorazione ognuno dei presenti riceve qualcosa, un dono, una grazia, una liberazione dalla Madonna. In questa associazione sono venuti anche guarigioni straordinarie. È indispensabile pregare bene.
introduzione alla preghiera, per poi entrare nella preghiera e pregare con il cuore, davvero infervorato di amore a Gesù e a Maria. Questo silenzio potrebbe sembrare noioso o irrivelante, invece proprio in questi casi, in questi istanti di riflessione interiore e di rilassamento, dovuto alla concentrazione, si decide l'esito della nostra adorazione di preghiera. Questa preparazione è molto importante per lasciare agire Gesù e Maria. La preghiera è un fatto di amore, oltre le labbra si deve pregare con il cuore. In silenzio ci si pente e si affiorano mancanze verso qualcuno e si prega anche per gli altri e per superare le ostilità. Si deve riflettere sulla mancanza di rispetto e di amore verso gli altri, di ogni nostro prossimo che incontriamo. Si deve chiedere sempre il dono della fede, dell'umiltà e della bontà. È molto importante in questo momento, prima di iniziare, chiedere perdono nel proprio cuore a Gesù, supplicarlo di mandare il suo Spirito Divino per cambiare tutta la nostra persona. Oltre a chiedere perdono a Gesù in silenzio, proporsi quanto prima la confessione se esistono peccati gravi. Bisogna riconoscersi peccatori dinanzi a Dio e fare mentalmente degli atti di pentimento. Essere umili davanti a Gesù Eucaristia è la disposizione più importante. Adesso facciamo l'atto di dolore, la preghiera dello Spirito Santo e poi ci concentriamo a preghiera facendo il silenzio e chiedere con tutto il cuore quello che abbiamo bisogno a Gesù. Dobbiamo sentire questa energia di corrente che dal nostro cuore arriva fino a Gesù. Mio Dio, mi pento e ricordo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho evitato i tuoi fastidi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono, e devi di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offendere mai più, e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Adesso uniamo tutto il nostro intelletto, tutto il nostro corpo. Vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nuovo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è ligido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Preghiamo per il Papa, per la Santa Chiesa, per i vescovi, i sacerdoti, per le suore, per le vocazioni maschili e femminili, per il trionfo del cuore immacolato di Maria di Gesù, per tutte le nostre intenzioni, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per il nostro lavoro, per tutte le persone che soccorrono le nostre preghiere, per la liberazione delle anime e per la conversione ai peccatori. E ricordiamo anche la comunità di Escorial. Abbiamo le mani. Vieni Spirito, forza dall'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Vieni Spirito, forza dall'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore,
Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Spirito del Padre, tu sei la luce, manda a noi dal cielo lo splendore di gloria. Unzione celeste, fonte di vita, rinfranca i cuori e guarisci i corpi. Testimone verace, tu ci mandi nel mondo a proclamare che Cristo è risorto. Spirito di esultanza, gioia della Chiesa, fai scaturire dal cuore il canto dell'agnello. Facci conoscere l'amore del Padre e rivelaci il volto di Cristo Gesù. Fuoco che illumini, soffio di vita, tu rendi gloriosa la croce del Signore. Vieni, soffio di Dio, vieni, o Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricordo dopo quando faremo le preghiere, almeno tocca la parte ufficiale, alcuni sentono caldo, alcuni sentono freddo, alcuni sentono è normale, è lo Spirito Santo che agisce, bene? Quando deve agire, agisce dove pensa lui, è tutto, non preoccupate, voi dovete solo pregare. Adesso facciamo la preghiera di vibrazione usando il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Teniamo sempre le nostre mani aperte e chiediamo allo Spirito Santo, a Gesù e alla Madre Celeste, di liberarci dallo spirito di impurità, dallo spirito di orgoglio, di superbia, del peccato, dallo spirito delle ossessioni, della confusione mentale, delle invidie, gelosie, paure, diverso dallo spirito delle angosce, delle ansie, dallo spirito di depressione, dei pensieri di suicidio e di morte, diverso dallo spirito delle ferite emozionali che ci hanno colpito in tenera età, da neonati, bambini, ragazzini, adolescenti. Liberarci dai mali che ci hanno colpito da bambini, provocati dai parenti, vivi o defunti. Liberarci dallo spirito di Satana, di Lucifero, di Belzebù, di Asmodeo, della Legione, dello spirito muto e sordo, di Ulva, delle anime dannate. Spirito Santo, ora che siamo liberi da queste negatività e malvagità, entra in noi e fa sentire tutta la tua potenza guaritrice, liberatrice e sanatrice. Che entri in noi l'amore di Gesù e di Maria, la gioia, la pace, l'amore, la tranquillità, la pazienza, la mitezza, fino a sentire che ci siamo riempiti di luce. Gesù è la luce del mondo. Quando sentiamo che le nostre mani sono piene di luce, piene d'amore, piene di Gesù, piene di Maria e dello Spirito Santo, appoggiamo le nostre mani al cuore e sentiamo l'amore di Gesù e di Maria che ci riempiono il cuore. Riapriamo nuovamente le mani e riempiamole sempre della loro luce e del loro amore. E quando sentiamo che le nostre mani sono ancora piene di luce, piene d'amore, piene di Gesù, di Maria e dello Spirito Santo, appoggiamo le nostre mani sulla parte malata del nostro corpo, i malati spirituali sulla testa e sullo stomaco.
facendo in modo che ogni cellula del nostro corpo sia bagnato e rigenerato con la luce dello Spirito Santo, di Gesù e di Maria. Riempiamo nuovamente le mani e riempiamole sempre della loro luce e del loro amore. E quando sentiamo che le nostre mani sono ancora piene di luce, piene d'amore, piene di Gesù, di Maria e dello Spirito Santo, appoggiamo ancora le nostre mani al cuore e sentiamo che il cuore brucia dentro di noi. Adesso tutto il nostro corpo è coperto di luce, il nostro cuore è pieno d'amore, pieno di luce, pieno di Gesù e Maria che sono la luce del mondo. Adesso abbiamo la sensazione che questa luce si effonda nel nostro corpo in tutte le direzioni. Noi siamo pieni della luce di Dio. Adesso possiamo vedere con la mente il Padre nei cieli, come c'è tutta questa luce. E questa luce scende sino a noi. Siamo centrati dal raggio di luce che dal Padre attraverso Gesù e Maria scende sino a noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, dice il Signore. Adesso il Padre fa una preghiera in inglese. With Jesus our King and our Lord, the God who gave His word and everything came to being. He said, let there be, and it came to existence. There is no one like Him. No one can take His place. He is the King of your life, the King of my life, the King of the church, the King of the whole world. No one can stand there because He is the Lion of the tribe of Judah, the lily of the valley, the rose of Sharon, the I am that I am. That is the God we serve. We serve a living God. Jesus is here with us. He is King. There is no one like Him. Gesù, tu sei Re. Non è altro. You are liberation. You are our healer. You are our all in all. You are our glory. You are what we look up to. We look up to no one but You. It is only You. Only You. Only You, Jesus. Only You, Lord, who can bring tranquility to our lives. Only You, Lord, who can bring peace to our lives. Only You, Lord, who can bring everything in unity. Because that is the symbol of the Trinity. We invite God the Father, God the Son, God the Holy Ghost upon the children of God. As they lift up their hearts and mind to You, Lord, look upon them. Walk upon their life. We invite the sweet Mother of God, our most beautiful Mother, the great Queen of Heaven and Queen of Earth. We invite all the angels and saints of God. Come. Come into our lives. Come into our family. Come into our society. Come into our world. Dispel the presence of darkness. Let the light of God reign. Let the power of God reign. Let the hand of God continue to work on our lives. Because there is no one like Him. No one to compare with Him. There is no one that can touch our life like Jesus. There is no one who can turn our life like Jesus. There is no one who can work upon our life like Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. As you lift your heart and mind to Jesus, feel Jesus coming into your life. Feel Jesus coming to work upon you. He's coming. Jesus is coming. Jesus is coming. He's working. He's working. I can say the King is coming up from His throne. He's coming for your sake. He's coming for your liberation. He's coming for your healing. He's coming for power. He's coming for glory. He's coming for the new turn in your life, in your existence in God. In your worship of God, in your faith in God. He's here with us. There is no one like Him. He's a mighty God. He's the I am that I am, the lily of the valley, the rose of Sharon, the Lion of the tribe of Judah. There is no one like Him. As we sing to His holy name, we worship Him in the confluence of His glory. Let Jesus walk upon our life. Alleluia. Hallelujah.
Hallelujah. Jesus is here. He's working among you. Hallelujah. 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 Grazie Gesù, 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 grazie Gesù. Lord, we worship you, King of glory. Grazie Gesù, grazie Gesù, oh, grazie Gesù, sì Gesù, grazie Gesù, King of glory. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, Alleluia, alleluia, insieme, Hallelujah.
nostri fratelli e sorelle. Sono state liberati da male dolori immaginabili, soprattutto dalle ferite emozionali colpite e uomo. Da bambine voi dovete liberare e guariti. Alleluia.
difenderci e respingere lontano da noi il crudele nemico. Santi angeli e arcangeli, difendeteci e custoditeci. Amen. Sotto la tua protezione chiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disdegnare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci sempre da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Gesù, ti presento i miei ricordi della mia vita passata, dall'infanzia fino ad oggi, eventi che delineano di fatto ogni realtà che ha colpito in me, la mia famiglia, le situazioni difficili, le disgrazie, gli insuccessi, le malattie e i traumi. Sono impressi nella mia memoria, sono ferite aperte nella mia mente, mi fanno soffrire e a volte mi rendono incapace, insensibile, aggressivo, apatico. Con le mie forze non posso e non riesco a dimenticarli, non riesco a non pensarci. Tu che hai detto: il mio gioco è dolce e il mio carico leggero, liberami dal peso dei tristi ricordi. Rasserena la mia mente con il ricordo delle grazie, dei doni e degli eventi lieti che hai sparso tutto lungo il tempo della mia vita, con la certezza che anche le sofferenze hanno concorso al mio vero bene. Infondi in me il tuo Santo Spirito, affinché bruci nel suo fuoco d'amore il mio triste passato e dia alla mia mente uno sguardo nuovo e pieno di speranza nella vita. Cuore divino di Gesù, confido e mi affido a te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Noi ti diamo gloria ed onore, innalziamo le nostre mani, adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, innalziamo le nostre mani, adorando il nome tuo. Grande sei tu, che stupende cose fai, nessun altro è come te, Gesù, nessun altro è come te. Grande sei tu, che stupende cose fai, nessun altro è come te, Gesù, nessun altro è come te. Noi ti diamo gloria ed onore, innalziamo le nostre mani, adorando il nome tuo.
Gesù, guariscici da tutte le malattie che sono giunte a noi attraverso le generazioni passate. Guariscici dalle malattie fisiche del cuore, del sangue, dei polmoni, dell'intelletto, dell'intestino, delle ossa, della vista e dell'udito, dai tumori e da ogni strana malattia, dalla frigidità, dalla sterilità, dall'impotenza e dalle malattie venere. Guariscici da tutti i casi di malattie mentali che sono state presenti nella nostra storia familiare, forme di paranoia, schizofrenia, comportamenti depressivi e autodistruttivi. Guariscici da tutte le malattie psichiche, ansie, affanni, depressioni, insicurezze, paure, complessi, tristezze, pensieri di suicidio, tedio della vita e squilibri mentali. Interrompi la trasmissione di queste malattie, elimina queste tare ereditarie, fa che nella nostra generazione ci sia soltanto e sempre salute fisica, integrità mentale, equilibrio emozionale, sane relazioni, bontà e amore, affinché questi tuoi doni vengano trasmessi alle generazioni future. Gesù, guariscici da tutte le malattie ereditarie. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodando te.
nostre mani rivolte verso il tuo trono, lodando te, lodando te, lodando te, lodando te, lodando te, lodando te, lodando te. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il bello Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insegnaci, Signore, a perdonare, come anche tu ci hai perdonato. Insegnaci, Signore, ad amare, come anche tu ci hai amato. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Signor Gesù, Signor Gesù, Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Insegnaci, Signore, a perdonare, come anche tu ci hai perdonato. Insegnaci, Signore, ad amare, come anche tu ci hai amato. Signor
Hai dato loro il pane recesso dal cielo. Ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato in memoria della tua passione, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio vi benedica onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto Santo